l'ora della... Auto dietro auto in interminabile teoria. È l'ora di punta, civile fra automobilisti e pedoni, fra automobilisti e automobilisti. L'ora della pazienza e della impazienza, della frenetica corsa sopra e fuori delle strisce, con un gesto di stizza o di implorazione. C'è chi non perde il suo tempo e fa ancora un giro di maglia. Ma gli altri, tutti gli altri, non hanno distrazioni, non conoscono possibili evasioni. Hanno fretta, soltanto fretta, premuti da presso, gomito a gomito, ruota a ruota, paraurti contro paraurti. Una ressa indescrivibile e opaca che fa tutti uguali, tutti monotonamente ansiosi di uscire comunque dalla calca e di ritrovarsi con se stessi. Indifferente al traffico, soltanto il pittore non ha fretta. Ma non c'è proprio tregua? Sì, per un attimo soltanto. Arriva un'autoambulanza sirena spiegata, un corteo funebre si snoda lentamente. Dove rifugiarsi? Dove salvarsi dalla marea che avanza? Dove difendersi da un tempo che ci rende frenetici? Ed ecco l'isola degli equilibrismi, nella pelle della città messa a nudo dai picconi, nelle strade sventrate, nell'asfalto fatto a pezzi. Un'isola precaria e disagevole dove si procede saltellando, ma sulla quale le macchine non osano avventurarsi. Gli operai vi assolvono il ruolo di sudati difensori di una momentanea pace. È una pace che non somiglia certo, siamo in via Veneto, a quella offerta dai bar che sono da sempre l'autentico regno dei pedoni. Di qui si può guardare al traffico con aria distaccata, per un momento fuori dalla calca, salvi dalla muraglia che si srotola sull'asfalto. Una bibita qualunque, un tavolo, un posto a sedere sono l'insegna di questo regno. Ma tutto è inutile, non ci si può estraniare da quel mondo in movimento. Il carosello delle macchine continua lento e assurdo, nella salmodiante monotonia dei motori. È una vetrina senza attrattive, dove si sta come assediati, pesci di un inverosimile acquario che riporta, attraverso i finestrini delle macchine, immagini deformate della vicenda consueta. Un mondo visto da un oblò, nell'ora della canicola, quando si credeva di essere approdati nell'isola felice. E allora proviamo altrove, a Villa Borghese, lì ci sono alberi, c'è pace, c'è silenzio. Ma non lasciatevi ingannare, è un armistizio provvisorio e apparente. Anche qui auto in sosta proprio fra gli alberi e busti di uomini che furono celebri trasformati in silenziosi posteggiatori, o si tratta di monumenti al pedone paziente. Eccoci forse giunti in un angolo di pace. I bambini giocano felici. È l'isola proibita questo prato erboso, è questo il rifugio così a lungo cercato. Il grande frastuono si è come arrestato. Siamo in un luogo dove si può vivere ancora solitari. C'è un uomo che porta a spasso il suo cane. C'è una coppia di innamorati. C'è perfino chi conduce per la briglia un maestoso cavallo che finalmente non è un cavallo a motore. Altre coppiette insistono nei loro assorti dialoghi senza parole, mentre da dietro un albero c'è chi vorrebbe saperne di più.
È questa l'isola felice, l'isola dei solitari, dove seduti su una panchina si può anche sbocconcellare una banana. Ma non è finita, c'è anche una capretta che bruca. C'è un uomo nurse più sollecito di una bambinaia. Ma l'isola felice è soltanto apparente. Le auto ci sono, spuntano dalla terra come fiori mostruosi nella loro assurda geometria, anche se c'è chi crede di riportare una dimensione umana nella corale invasione. È quello che è, e quasi nulla può essere tentato per restituirlo alla norma. Ne sa qualcosa Piazza del Popolo, sommersa dalle automobili, assediata in ogni suo angolo, non più scopribile nella sua incomparabile architettura, scientificamente utilizzata per i parcheggi. E ne sa qualcosa anche Trinità dei Monti, incorniciata da un mare di motori e di ruote. Solo tetti di macchine sulle strade. I tetti, forse è qui la pace. Una bimba scende lungo una scala. Una donna con biancheria, un'altra senza biancheria. Ma un occhio indiscreto guasta i preparativi. Comunque, sono immagini di Arcadia. La pace sembra rimasta almeno sui tetti. Ma c'eravamo ingannati. Anche qui sono arrivate le macchine e disposte in bell'ordine, anche qui riproponendo la stessa assillante geometria. Anche i tetti non hanno più pace. Il mostro li ha scalati, conquistando l'estrema trincea. È rimasto il tetto dei frati, dove, dopo la preghiera, si gioca con Letizia, lontano dagli occhi del mondo. A pallone, naturalmente. Il gioco del pallone. Ed ecco riproposto il tema da altri irriducibili nemici del traffico, i giocatori dilettanti, quelli che nessun terreno fangoso, nessuna buca, nessun carosello di macchine riescono a fermare. È un avvio, in tono minore, al corale assalto domenicale dello stadio, che si preannuncia a gradi, quasi alla spicciolata, per poi tramutarsi in una montante marea. Arrivano a frotte, già con il presentimento dello spettacolo, con pronte in gola le urla di incitamento. Ma la corrida comincia già da prima, nelle strade intasate, nel convulso carosello di auto, tutte impegnate a scovare un posteggio a ogni costo. Si disporranno in ordine compatto, come se qualcuno munito di gru abbia coscienziosamente eseguito l'intento dei mostri. Ma non c'è da farsi illusioni. È soltanto un breve letargo.